Buongiorno a tutti ragazzi, come potete vedere per domani 8 novembre 2019, venerdì, maltempo diciamo un po' diffuso su tutto il nord Italia, però specialmente diciamo in Friuli Venezia Giulia, nel Trentino, poi un po' in Emilia Romagna e Toscana e un po' sparsa, ciao Avvocatella, su diciamo il Lazio e un po' prima di Napoli, quindi diciamo che domani sarà pessimo tempo a nord, tranne che in Piemonte e in Lombardia. Poi ci saranno la Liguria, secondo me pure si salverà. Poi per quanto riguarda l'altro nord a destra, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, ciao Jasmine, lì purtroppo come potete vedere è tutto rosso. Avvocate, domani terza guerra mondiale più o meno. Prepara il canotto, vedi dove stai tu. Ci stanno macchie rosse e viola. Viola il freddo, rosso i temporali forti e verde l'acqua, quindi ci sarà una bella tempesta domani. Questo qui ragazzi è per le ore 6 di domani mattina, quindi ho fatto anche diciamo sì, ho fatto anche diciamo gli orari. Questo è per quanto riguarda le ore 6, quindi sulla Sicilia ragazzi, sul resto dell'Italia a partire da Napoli in giù nulla. Si parlerà solo diciamo di come vedete un po' su Roma, sul Lazio, un po' sul Napoli. Già a Salerno non dovrebbe piovere perché non ci sta nessuna nuvola, quindi diciamo che da Salerno in giù e da Bari, dalla Puglia diciamo, Molise scendere giù non dovrebbe piovere e far nulla. Poi alle ore, allora, queste ore 6 domani mattina, poi questa qui è quella delle 11 ragazzi, come potete vedere il maltempo sta sempre in alto a Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, su Torino e Milano è passato un pochino, adesso un po' sulla Liguria e un po' sulla Toscana, quindi Roma e adesso pure diciamo Salerno e Napoli. Quindi questa qui per le ore 11 è la proiezione. Sulla Sardegna ci saranno le nuvole, come potete vedere, quindi in effetti è concentrato su Friuli Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, Veneto, poi sulla Toscana, un po' sulla Liguria e sul centro, diciamo, da Roma, anzi da Firenze a Salerno, diciamo. Sì, sì, ma l'avevo detto che in effetti arrivava la neve, si pensava fosse pure a quote basse, non si sa. Mi immagino già, vedi che quel viola, quella è la neve, ragazzi. Il viola soprattutto che vedete, quello è neve. Quindi la figura viola che vedete, quelle sono tutte in effetti è neve. Poi ragazzi, l'ultima previsione che ho fatto, la terza, questa è per le ore 18, per la sera ragazzi. Quindi diciamo su Napoli e Salerno ci sarà, il tempo si è sistemato. Qualche perturbazione ancora su Roma, quindi in Lazio, a Friuli Venezia Giulia ragazzi è rimasto quasi invariato e pioverà su Torino e Milano, quindi Lombardia e Piemonte, quindi dovrebbe essere proprio Torino centro e Milano centro, quindi non proprio tutta la Lombardia e tutta, oppure solo Torino, tutto il Piemonte, solo Torino e Milano come città. Poi sulla Liguria ci sarà qualche nuvola, a Firenze vedete è arancione e giallo, quindi diciamo che il Friuli Venezia Giulia, comunque Trentino Alto Adige, Veneto saranno tutta la giornata a maltempo, quindi queste sono le previsioni per domani ragazzi. Quindi come vi ho detto, questa qua è quella delle 18, vi ho fatto vedere quella delle 11 dove il Friuli Venezia Giulia è proprio coperta al massimo e lo stesso vale per quello delle 6 della mattina. Come potete vedere il Friuli Venezia Giulia è da scendere proprio rosso e viola, quindi il viola ho detto è la neve, il rosso è tipo allerta rosso, tanto per farvi capire, pioggia molto forte, quindi poi il verde è acqua dove sta il giallo, quindi sì, sì, in effetti pure qua, in effetti adesso è uscito un po' di sole pure qua, grazie.
Però stamattina faceva fresco, poi adesso si è indirizzata la giornata, diciamo che è cambiato un pochino, quindi è uscito un po' di sole. Però stamattina faceva freddo, la verità, più o meno alle 6:30 mi sono svegliato e sentivo che la temperatura, adesso no, invece è cambiato proprio. Quindi diciamo domani ragazzi, il nord, specialmente dove sta Vocatella, sarà flagellato, quella zona lì proprio, quindi parliamo di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, questa zona qui, cioè il nord lato destro sarà proprio colpito proprio, quindi un po' diciamo l'Emilia Romagna e la Toscana, poi un po' diciamo tra Roma e Napoli, dovremmo salvarci noi diciamo di tipo grazie che sta a Caserta, Avellino, Salerno ci dovremmo salvare noi. Quindi penso che se arriva, arriva massimo fino a Napoli, quindi qui potrà essere al massimo nuvoloso. Quindi diciamo che no, ma figurati, mi avevano chiesto un ragazzo, Nicolas, glielo dico adesso, che mi ha detto che ci sta un ciclone in arrivo per 11, 12 e 13. In effetti è vero, sta arrivando un ciclone, però arriva dal sud, ragazzi. Quindi dopo questo video farò un altro video più tardi dove arriverà questo ciclone di maltempo. In effetti salirà dalla Sicilia, quindi non sarà stavolta il nord, ma sarà il sud Italia ad essere flagellato. Quindi Nicolas mi aveva detto Giuseppe mi fai un video perché so che deve arrivare un ciclone sull'Italia. Sì, però il ciclone Nicolas arriva dalla Sicilia, quindi da sotto. Però dopo comunque farò un video dove ti faccio vedere come evolverà il ciclone. In effetti è una perturbazione molto forte, come adesso domani sarà in Friuli Venezia Giulia, che partirà dalla Sicilia e salirà sopra, quindi sale dalla Sicilia fino al centro. Poi io già l'ho visto, in effetti sono andato già a vedere, è come dici tu, in effetti. Sì, sì, grazie, 11, 12 e 13. Già l'ho visto, quindi dopo più tardi faccio anche il video di questo. Voglio aspettare un paio d'ore di più, così è più aggiornato, più... sì, ci vuole, dai. Quindi già, no, aveva detto ci sta un ciclone in arrivo, però non ho pensavo che era sempre nord. Di solito io penso al nord, quindi ho detto vabbè, sono andato a vedere al nord bello pulito, ho detto ma dove sta sto... Poi ho incominciato a guardare dalla Sicilia che arrivava tipo come un ciclone, tipo una bassa pressione. Poi mano a mano che andava avanti con i 11, il 12 ci sta proprio il vortice che si vede e il 13 uguale, quindi partirà proprio da sotto di noi, quindi dal lato della Sicilia, da sotto proprio, quindi e salirà. Però sarà una cosa, sì, sì, sarà una cosa che partirà dalla Sicilia, quindi da sotto a sopra, quindi diciamo non sarà colpito il nord, al massimo potrà arrivare a Roma, quindi da Firenze in su sarà bel tempo, farà freddo sicuramente perché comunque è caduta la neve, però non pioverà. Invece qua arriverà proprio una perturbazione molto forte, quindi poi vi farò vedere perché già sono andato a curiosare. Perché Nicolas mi ha detto Giuseppe, è vero che arriva un ciclone? Non è proprio, non è un ciclone, è una perturbazione abbastanza forte. Non è che è un uragano, voglio dire, quindi io pensavo un uragano, no, è una bassa pressione che colpirà, diciamo, tutto il Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, massimo fino a Roma, quindi non è un uragano, è un ciclone di maltempo, quello volevano dire forse quelli del meteo, ma non un uragano proprio vero e proprio, quindi puoi stare tranquillo, Nicolas. Quindi no, no, è maltempo come domani sarà in Friuli Venezia Giulia, è così. Quindi forse avranno scritto sul meteo, ciclone in arrivo a sud e lui si è pensato forse davvero tipo l'uragano, capisci? Forse i meteo tendono sempre a dire ste cose, ciclone in arrivo, tempesta, uno si pensa davvero che sia ciclone. Volevano usare questa forma per dire che sarà forte forse. Anche perché lo fanno di proposito a fare così, così tutti vanno a vedere sto meteo, dici, sta arrivando il ciclone e tutti quanti a guardare
ma arriva il ciclone lo fanno anche a scopo di visualizzazioni, ma lo dico sempre, lo fanno, no, no, lo fanno per paura. Quello, tu ti metti paura e vai a vedere, allora loro lo fanno per far guardare il sito web, capisci? Allora scrivono i cicloni in arrivo in Italia, non dicono neanche dove, perché così sei costretto ad andare, diciamo, a vedere dove sta, perché giustamente dici sta arrivando il ciclone e dove, e quindi vai a vedere automaticamente il sito web che cosa dice, quindi lo fanno di proposito, questo sì è vero. La stessa cosa pure io, ma è così ragazzi, comunque io dico, ma tempo in arrivo, però giustamente per capire dove arriva dovete andare a guardare il video, no? Quindi diciamo che tutti quanti lo fanno, è normalissimo ragazzi. Però ad esempio io adesso ho scritto previsioni meteo per domani 8, quindi è una previsione generale, non è che ho detto qua piove, là, ho detto poi è normale per capire, uno deve guardare il video, come vedete ho detto il nord sarà flagellato quasi, a sud. Sì, sì, grazie, mo ci stiamo sta zitto, mo. Vabbè, ieri sono 2 giorni in effetti che ieri ho fatto quel video sulla lungomare, grazie, proprio ha detto mia mamma tu non stai bene, ha detto con quella pioggia. Sì, sì, in effetti è così. Devono farti curioso pure io. In effetti quando giro per internet ti danno sempre il titolo pazzesco, no? Grave cosa, allora tu vai a vedere per vedere che è successo. Poi se mai leggi dici ma che scemerie, dici ma... Cioè fanno il titolo proprio che tu devi andare a curiosare per capire che è successo. Poi vai a leggere niente, come al solito. E lo fanno di proposito tutti quanti al finale. Quindi non ci sta un sito web che non lo faccia, ma perfino il telegiornale lo fa, quindi si parla dei siti media più attendibili d'Italia, quindi pure loro lo fanno. Mettono diciamo un titolo, un titolone, come lo dico io, e tutti quanti, sta arrivando il ciclone in Italia, e giustamente vanno a vedere. Quindi Nicolas non è un ciclone, è un bellissimo maltempo molto forte che arriverà, quindi non pensare che arriva Catrina oppure Dorian qua, è da premettere proprio. Avvocate, no, ma io sono andato io sono andato in tribunale con l'avvocato, poi siamo andati in prefettura, poi siamo andati in questura. Poi quando ho tenuto un po' di tempo libero che lui stava a tribunale, ho detto aspetta, mi vado a prendere il caffè e mi vado sulla lungomare. E mi sono messo lì a fare il video, poco però. Quindi avevo l'impermeabile, quindi mi sono messo un attimo a fare il video, ho detto lo devo fare perché il mare era agitatissimo, quindi ho detto mo lo devo fare, se no quando lo faccio? Faceva paura proprio, stava un vento, a parte la pioggia che non era molto molto violenta, però il vento era pazzesco proprio, le onde, hai visto come facevano là proprio, diciamo là la parte meno c'è la spiaggia lì, figurati dove stavano gli scogli, come era agitatissimo. Ieri il mare faceva paura. In effetti molti locali che stanno vicino al mare sono stati distrutti, in effetti, quindi poi ti parlo di lidi di stabilimenti, no? Già sì, ci sono i primi danni qua, già hanno buttato tutte le cabine per terra. Sì, sì, ma quando il mare è agitato a me mi piace, guarda. Io da ragazzo andavo a pescare. Sì, sì, stavo coperto bene, sì, sì. Io da ragazzo con quel tempo, ragazzi, andavo a pescare. Mi mettevo sulla spiaggia e mi mettevo a pescare. Pensate un po' come stavo bene bene. Vabbè, ma tanto ero pure ragazzo, quindi la salute ci stava. Però quando è maltempo, ragazzi, che volete da me? Si pesca bene, quindi perché come diciamo noi che andiamo a pescare, si muove l'acqua, quindi i pesci cercano di mangiare e si mangiano il verme che abbiamo messo vicino all'amo. Quindi è così, ragazzi, quando è maltempo, siccome sotto si muove l'acqua, i pesci vanno a mangiare perché si muove tutto diciamo tutti i vermi che stanno sotto la terra, in mare. E allora è facile che si prende, diciamo, qualcosa di buono. Una volta siamo andati a pescare
tipo come ieri in mare così, però con un piombo ragazzi, si parla di 300 grammi di piombo, quindi molto, con canne professionali, non canne di 100 euro, qua si parla di canne di 500-600 euro, quindi professionali proprio. Quindi diciamo che io e Enzo ne abbiamo 4-5 così, proprio a livello da surf casting, quindi possono essere usate pure dalla barca in effetti, quindi sono quasi indistruttibili. Pensa che puoi pescare pure i tonni, quindi lascio immaginare che forza che hanno, che si piegano senza spezzarsi, quindi hanno quel mulinello grande, quello lì tipo che vedete sulle barche quando fanno la pesca col pesce spada, quindi lì ha voglia di pescare e di tirare. Quindi devi mettere un 300 grammi perché l'acqua è molto forte. Eh sì, se metti un piombo di 50 grammi te lo porta la corrente, chissà dove te lo porta. Quindi devi mettere almeno un 300 grammi come finale di piombo e due ami con vermi di terra, diciamo. Questi, mo piove ad esempio, alzi un sasso, metti e trovi un sacco di vermi di terra, li inneschi e butti. Una volta facendo così abbiamo preso un'anguilla di 4 kg, era un mostro proprio. Papà si è messo paura, ha detto che abbiamo preso, ha detto che ne so, perché era notte, non si vedeva bene, con la pila abbiamo acceso, vedevamo tipo un serpente camminare, ho detto che abbiamo preso stavolta. Siamo stati più di mezz'ora a recuperare, non riuscivamo a tirarlo su, perché tirava proprio da paura. Era un'anguilla di 4 kg, diciamo che abbiamo dovuto tagliare la lenza perché e chi metteva le mani in bocca per togliergli il lamo? Quello l'anguilla c'ha la bocca molto forte, se ti prende il dito te lo stacca, anche perché era molto grande, quindi abbiamo tagliato il filo con la forbice e poi quando l'abbiamo portato a casa, poi l'abbiamo diciamo aspettato che terminasse la vita e poi l'abbiamo tolto l'amo, se no chi lo toglieva l'amo da bocca a quello? Sì e no, l'ho regalato a mio nonno, in effetti ti sto parlando di tanti anni e mio nonno aveva la passione, l'ha fatto sui carboni, figurati, ma ti sto parlando di anni e anni fa, avevo te, non di adesso. Quindi diciamo che quando il mare è così si pesca bene ragazzi, è strano ma è così. Vabbè ragazzi, vi saluto, mi raccomando, avvocate, prendi il canotto per domani o la barca, remi, perché rimane acqua a go go. Quindi preparate G Comuni da lì. Poi li prepariamo noi la settimana prossima. Che tiene la riscafo tu, che te sei pigliato, avvocate? L'elicottero? Proprio Friuli Venezia Giulia, proprio sta viola e rosso, proprio pazzesco. Ciao Jasmine, buona giornata. Chi stava incazzato mo? Vabbè ragazzi dai vi saluto. Quindi più tardi farò quello che per Nicolas, non ti preoccupare, più tardi farò quel video che mi hai chiesto e ti faccio vedere che non è un ciclone ma un maltempo molto forte che arriverà dal sud. Ciao a tutti ragazzi, a dopo.